Come sapete tutti, buongiorno, siamo qui per manifestare, per protestare in maniera molto civile contro le esercitazioni militari che si protraggono da 63 lunghi anni qui in questa zona, inquinandolo. È un fatto documentale, i carabinieri della Forestale e l'ARPA hanno già documentato che vi è un inquinamento e proprio per questo motivo le esercitazioni sono state sospese per più di 7 mesi. Oggi dovevano ritornare a esercitarsi, ma abbiamo appena ricevuto la notizia che le esercitazioni, almeno per oggi e speriamo per sempre, terminano. Questo non è più possibile, venire a inquinare qui in questo luogo, soprattutto anche in presenza di una riserva naturale che è stata istituita lo scorso 23 giugno. Speriamo che la ragionevolezza prevalga su queste esercitazioni e che venga valutata la possibilità di lasciare in pace questo territorio da 63 anni stuprato. Noi continueremo a stare qui, torneremo nei prossimi giorni qualora dovessimo riscontrare che l'esercito ritorni. Ma prima di ritornare abbiamo già chiesto, come ha fatto il sindaco di Agrigento, che ci restituiscano le strade che hanno danneggiato. Non hanno fatto questo, che bonifichino i luoghi e non hanno fatto questo, e in ogni caso aspettiamo sempre il pronunciamento della Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo penale nei confronti di chi ha inquinato. Stiamo qui ad attendere, ma noi il presidio lo continuiamo. Che sapore ha per voi questa vittoria? La ragionevolezza sta prendendo il sopravvento alla follia di venire a esercitarsi qui in un posto che ha tutt'altra destinazione, che va tutelato e va preservato da tutti gli inquinamenti. Figuriamoci le esercitazioni militari. Voi ne negate la legittimità delle esercitazioni o dite fatele da un'altra parte? Allora, le esercitazioni vanno fatte perché in Costituzione noi abbiamo un esercito e l'esercito va addestrato, ma tante altre armi, come i carabinieri che ne hanno dato un esempio, e anche la polizia, hanno trovato dei poligoni privati e li hanno affittati e non vengono a inquinare il nostro mare. La commissione parlamentare d'inchiesta contro l'uranio impoverito è venuta e ha trovato un forte inquinamento a mare e ha chiesto la bonifica del mare. I carabinieri e la polizia responsabilmente hanno già trovato dei poligoni, che lo faccia pure l'esercito, e se il presidente della regione, il nuovo presidente della regione, trovi loro un posto idoneo, che non è certamente questo, accanto a una riserva naturale. Che futuro prevede per la riserva? Questo può essere un luogo di conservazione della natura, cosa può diventare? Già è stato deciso. Qui deve nascere la riserva, non sono due cose compatibili. La riserva non è compatibile con le esercitazioni militari. Che il Presidente della Regione faccia un decreto di affidamento, perché ci deve essere qualcuno che vigili e che trovi un posto diverso da Drasi per le esercitazioni militari che sono necessarie. C'è la questione dell'avifauna, no? Mi dicevi che il nome di Drasi ha un significato particolare. Sì, questa è una cosa molto simpatica che racconto a tutti. La zona di Drasi, dove attualmente si esercita l'esercito italiano, dove fa le esercitazioni, viene chiamata Drasi, in siciliano, anzi in favarese, è Trasi. Trasi vuol dire entrata, lì era l'entrata dell'avifauna, l'avifauna di passaggio primaverile dall'Africa verso il nord Europa e per ora dal nord Europa verso l'Africa passa e transita e spesso si ferma a Drasi. Proprio per questo motivo il nome di Drasi, Trasi, è dato da questo, dalla presenza di questi flussi migratori. Ma non solo le canoate, ma anche l'inquinamento da piombo che ha documentato l'ARPA, che ha documentato i carabinieri della Forestale. C'è un inquinamento grave anche nell'interesse dei militari che si esercitano lì, non può continuare.